di Piazza Armerina, ma soprattutto di tutto l'entourage che è attorno a noi. Quindi io vi ringrazio, ringrazio il sindaco che è qui presente, speriamo di vederci presto. Turi, io a questo punto, perché sto già vedendo dalle immagini, stiamo partendo, è tutto pronto, sarà, così come diceva lei, un'edizione speciale tra attori, tra l'altro un cast molto nutrito, avremo modo di conoscere, vedere anche dei contributi, delle interviste fatte proprio oggi prima di andare in scena. Noi la lasciamo andare, in bocca al lupo, e speriamo di vivere, anzi siamo certi di vivere con grande passione questa edizione del Palio dei Normanni. Buon lavoro. Grazie, buon Palio a tutti e buon Ferragosto. Grazie, io scappo subito, grazie. Turi Amore lascia subito il nostro studio e così come state vedendo siamo in compagnia del nostro primo ospite prima di iniziare la diretta, perché abbiamo degli ospiti speciali a questa edizione 2020, una delegazione maltese è proprio qui accanto a me, il primo cittadino Alfred Zamit, del sindaco della capitale maltese. Grazie di essere qui, siamo molto felici perché questa edizione vuole fortemente rivalutare, valorizzare quella che è la storia, la cultura di un palio, di una manifestazione importante storica, ma soprattutto di un grande territorio. Io prima devo ringraziare il sindaco, saluto anche il popolo di Armerina. Sono molto felice che sono qui, ringrazio tutti per l'ospitalità che avete fatto con noi. Tra Valletta e Armerina ci sono cose simili perché noi e voi siete anche protetti, la città è protetta dall'UNESCO, è una cosa bella, ma la nostra presenza qui è più importante questo anno perché dobbiamo lottare il Covid-19 per non abbiamo paura del Covid-19 e non c'è mura tra i due popoli. Scusate il mio italiano, ma... Assolutamente perfetto ed impeccabile. Sindaco, lei questa sera sarà qui, così come stava dicendo adesso, abbiamo anche l'assessore turismo e spettacolo Ettore Messina. Diceva adesso il sindaco assessore che la città effettivamente dal 1997, la famosa, abbiamo avuto modo anche di visitarla insieme all'assessore, così insieme alla delegazione maltese, visitare la Villa Romana, dal 1997 proprio dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Una edizione questa specialissima, assessore, voluta fortemente e devo dire vissuta con grande entusiasmo. Sì. Io vi ringrazio del contributo importantissimo per poter far conoscere questa importante manifestazione in tutto il mondo, in tutta la Sicilia, in tutta Italia, perché il Palio dei Normanni è una manifestazione storica, è la 65esima edizione. Il Palio dei Normanni quest'anno si fa. Mi ha fatto molto piacere leggere su tutte le testate giornalistiche: il Palio di Siena si ferma, il Palio dei Normanni si fa in 3, perché è quello che è successo. Noi abbiamo voluto reagire a questo problema sanitario realizzando uno spettacolo importante in sicurezza, per poter dimostrare che si può convivere con i limiti dovuti all'emergenza sanitaria. Quindi cerchiamo di reagire. Abbiamo fatto un videogioco, abbiamo fatto un docufilm e oggi il momento live che diventerà poi appunto un contributo, un importante documentario televisivo. Quindi grazie a tutti voi. Noi scappiamo, sindaco, sono onorato perché l'onore di avere qui il sindaco di una capitale europea importante come la Valletta, città UNESCO, come appunto la Villa Romana del Casale, due popoli, due isole che si devono necessariamente dare la mano, che si devono dare questo abbraccio virtuale, perché è solo così che possiamo crescere e andare avanti. E poi
quando si parla di turismo di prossimità. Il turismo di prossimità per noi è anche questo, il fatto di poter mandare tanti siciliani a Malta, cosa che già succede, ma anche tanti maltesi qui in Sicilia. Dobbiamo continuare a lavorare insieme, la nostra relazione deve aumentare di più. Come ho detto prima, lottiamo il Covid-19 che non fa un muro tra Malta e Sicilia. Noi ringraziamo il sindaco, ringraziamo l'assessore Ettore Messina, ci vediamo subito dopo la rappresentazione perché stiamo per dare inizio a questa edizione, ci vediamo fra poco.